Con l'obiettivo di individuare una strategia comune per affrontare il cambiamento e le nuove sfide del mercato del lavoro, la Giunta Solinas ha approvato nell'ultima seduta le linee di indirizzo per l'organizzazione e la gestione dell'evento Sardegna Lavora, storie, valori, confronti e prospettive. Si tratta, afferma l'assessora del lavoro, Alessandra Zedda, di un ciclo di eventi pubblici volti a favorire il confronto in ambito regionale, nazionale e internazionale sulle tematiche del lavoro, della formazione professionale, della mobilità internazionale e dei flussi migratori dei sardi nel mondo. L'iniziativa si articolerà in 3 eventi: la conferenza regionale per le politiche del lavoro, i job day territoriali mirati alla mobilità transnazionale e la conferenza internazionale dell'emigrazione, che si terranno nel periodo compreso tra i mesi di dicembre 2022 e aprile 2023. La conferenza regionale, spiega l'assessora del lavoro, è l'occasione per confrontarci con le rappresentanze economiche e sociali per formulare orientamenti e proposte utili alla strategia regionale per le politiche del lavoro. I job day territoriali invece sono una misura di contrasto al gap oggi molto profondo tra le competenze richieste dalle aziende e quelle effettivamente in possesso dei lavoratori o dei candidati. Infine, conclude l'esponente dell'esecutivo Solinas, la conferenza internazionale dell'emigrazione è un evento particolarmente atteso dalle comunità di sardi nel mondo. Sarà l'ASPAL ad occuparsi della segreteria organizzativa e della gestione di tutte le procedure di evidenza pubblica volte all'acquisizione di beni e servizi necessari per la realizzazione dell'evento.